Vai Claudia. Ti dico da fare Radamix? Rileggo le interviste nella lingua di Radamix. No, perché ora noi altri siamo rimasti qua, non c'era nessuno che poteva vendere questi tocchettini qua e così che abbiamo avuto dei dei, e noi altri vendevamo gli accessoretti, tutte le figliettine, quelle che gli altri scattari non conosceva, perché i converte, così questa parola. Cioè, un po' in azienda abbiamo una quindicina di persone, dove qua si autoeliminare e dopo si dedica a campionare, ma io non vedo più o meno è stato più di 7 persone, non sappiamo un cazzo di niente, ma ci rivolgiamo anche ai mercati internazionali, ad esempio New York. Noi andiamo via dappertutto, così, Spagna, Germania, l'America. E fra un paio di giorni vivremo anche in Russia, perché là che vedono che da te e che le patate, adesso presente e russe. E ora noi altri adesso abbiamo le ungheresi, rumene, nazi scadenti, russe per fare quei lavoretti che altro che siete, altro che robe che ne fa a daddy su sua scrivania. E appunto